E cosa sapete a sto radio non via stella e l'ora di yoga? E l'ora d'Ankara. E perché è l'ora di... Zabiantoni. Dunque diciamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi e felice di ritrovare, come ti dicevo, per giocare insieme ai Sabiantoni, giochiamo stasera. Voilà. Andate in Piazza Ostra. In Piazza Ostra. Adulti in Piastra, donc c'est l'absus révélateur. Bon, allora che vi dico, conosciamo le nostre squadre di stasera, posto che di lei una rivincita. Abbiamo passato una bella storia con lei. La serata adesso dunque lunga per me. Potremmo giocare con la squadra. Acquadisa, Palantone, Bernard Antone e Gian Pa. Salute. Bon, très amici. Yeah. L'association à but non lucratif qui s'occupe de l'environnemental, qui vérifie si les saucissons poussent bien sur les arbres en côte orientale. La protection, quoi. Voilà. On n'en a pas trouvé pour l'instant. E dunque, a rivincita contro la squadra Bussadia Famiglia, pure di Sciacamana, Angelica, Lucia Maria e Antonette. Salute. Salute. Siamo in piaggia. Ah, Di Zarera si chiama Bussadia. Bussadia. Et on cultive l'environnement, donc nous partageons avec l'équipe adverse. Nous sommes à la culture des saucissons dans les arbres. Tout le monde a pris ses cachets là ce soir. Hein? Oui, mais D'accord. Oui. On est d'accord. Mon abroua di yoga, ma Bibo li presenta, elle au moins les scènes de corps et d'esprit, enfin pour l'instant. Fine, io Perawa, Perawa. perché dopo sapete. Patrizia, che ti chega con noi? Quando voi trovate in situazione così, o Normalmente. fate gli stessi o siete esclusi. Bon, state con noi. E mon abroua di yoga, ai Sabiantoni stasera cominciando con qua, Raffica. Bon, allora Raffica, sapete, anche una picchiana un po' fondo, tanto una risponditi bene, così pigliati 20 punti. Allora, prima domanda che mi faccio per me, allora, Olare, chi scientifico sempre distratto è l'amico di Tintin? professeur Tournesol. Ouais. Didiello. Tournesol. Conoscete Usonome? No, Usonome, lo conoscete mica? Ah non. No, Patrizia. Trifon. Trifon. Ah oui, c'est vrai, Trifon. Tournesol. C'est vrai, Tournesol. c'est Ouais, vrai, enfin, en ouais, même c'est un temps, peu loin, un prénom comme ça, il faut le supporter. Chi ippodromo si trova nanta comuna di Brunelli di Viumorbo? Casador. Casadora. Casador in Casator Bastiglia. in Bastia. E Calzarello è in Brunelli di Viumorbo. Cazzari. Cazzari. Ils en ont parlé la dernière fois. Ah bon? Oui. Ah, ne hanno parlato. Oui. Ne hanno parlato in Disabiantoni di noi. Non, ils en ont parlé à la radio. Mhm. C'était très intéressant. Chi paese è associato alla dinastia Romanov da 1613 a 1917? La Russie. A Russia, risposta ona, les Romanov. Ça alors, Ça peut pas, ça pouvait pas être des Allemands. ça c'est pas des Allemands. Hein. L'ultimo zar, Nicola II, ha rinunciato al suo potere durante la rivoluzione di Verraggio 1917. E dunque, dopo è stato assassinato con tutta la sua famiglia. E la rivoluzione d'ottobre ha dato il potere. Bolchevique. Chi fiume corso è un canto di Feli scritto da Giovanni Ramorocchi. Gol. Gol, risposta ona. Risposta una, Giovanni Ramorocchi, magnifico scrittore. E quello, cantateci un passo di Olo. Cantateci un piccolo passo di Olo. Palco salti saltando, da deppa cudalone. So fiume, so golu, di vole e di passione, ma boga a te ci preme, o se a te fiumone. Bravo.
Che film di 1939 con Clark Gable e Vivienne Legge ci conta la storia d'amore tra Scarlett O'Hara e Rhett Dans Butler? l'emporte le vent. E come? Risposta una. Gone with the Wind. Un La pezzotte storia di d'amore. Un film quanto dura? La versione lunga? 3 ore e mezzo, 4 ore. Una settimana, no? È lungo. 40 punti, eh? T'avete di no 40 punti, la parità, bravo. Match nul. È tempo di giocare a varia via. Varia via, tu dovrà rispondere a una domanda, ma 3 possibilità. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene, sapete, Così pigliate 20 punti, vi sbagliate, vi cacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Dunque, come c'è la parità, e la cominciamo con la squadra acquadisa. Chi era la specialità dell'allenatore d'atletismo Joe Maisetti? Tra Era o salto d'altezza, o sprint o all'ampera di obeso. Je dirais sprint. risposta 1. E negli anni 90 Joe Maisetti dunque è l'allenatore della squadra francese che ha vinto di nuovo il campionato d'Europa. Tocca a noi. In America del Sud, Oh là là, Oui. on fait que ça, non? Oui. chi è un marimba? Marimba. Un cabo amerindiano, un chef amerindiano, un strumento di musica o a marea quando è bassa. Non. C'est un instrument. Marimba, Le marimba. Un instrument de musique. Le marimba. Risposta 1. Ça pouvait. È uno strumento d'origine africana che è stato popolarizzato dai Rolling Stones in una canzone And my thumb. Ecco, conoscete questa? Under my thumb di Stone. E beh, si sente un marimba. Tocca a noi. In un 1964, Malta piglia la sua indipendenza di Petua, che Allora, paese? Boussaille. Allora, no, non è mica un listino. Allora, c'è sia l'Italia, sia la Grecia, sia la Gran Bretagna. La Grèce. Je pense que Malta. c'est. À Grèce. C'était la Grande-Bretagne. J'allais dire aussi. È stata inglese tra il 1800 e il 1964, quando la BIA ha indipendenza. Dunque Malta è un'isola che è già bislingua, dunque posto che un maltese è diventato lingua ufficiale, ma parlano sempre l'inglese. E la Valletta è un'isola, c'è Gozo e c'è la Valletta, è dunque assai turistico, che racconta dunque o logo di questi famosi cavalieri della table ronde che giungevano con i cavalli, entriano in dei casali. Quando poi visitate a Malta ci sono i scalini, stretti, perché che entriano con i cavalli in dei palazzi. Dunque, da visitare a Malta e poi di quantunque la Valletta è capacità europea di agricoltura in 2018. Ecco. Donc, et une réponse Malte à propos. Humour parisien. L'humour télé parisienne. Ah oui, on a des influences. Stasera. L'ultima domanda di Savaria Via. 36. Ci Non, j'ai pas regardé le travers, Lucia Maria. Si, Cominciamo si, mica, si. Même pas de sourire ni rien. Ça me perturbe à moi. Da che una standa che faccio un museo io. C'est le monde à l'envers. Come si chiama la rivista fondata da Petru Rocca in 1920? Si chiama questa rivista a Tramontana, l'anno corso o a Mouvra? No, l'anno. Ma c'est pas possibile. Il m'a aidé à me relever. Ecco, quella. Angelica mi dice... Amour. Amouvra. Risposta 1. Bon, non, moi je ne savais pas. Pedro Rocca è conosciuto, è conosciuto giusto appunto per aver collaborato a Tramontana
è creato a Mouvra in Uinti, è stato creato a tempo l'anno scorso, dunque erano due riviste che marciavano così in parallelo. E dunque è stato condannato per aver dunque per essere piuttosto aveva l'idea appena irredentiste e dunque per questo è stato condannato e si è morto in Vigo in 1966. Nato in Vigo, morto in Vigo. In cui uso amico Ghiottin. No, Ghiottin era mica gorso. No, ma non l'hanno mica dato di Ugabo, a Pedro Rocca. Si passa qualcosa stasera, mi si pare. Bon. Qualche sbagli, qualche punti che si ne vanno, avete 40 punti e so in testa, con 100 punti. Giochiamo a trappola. E a trappola e mi fiedo stasera, sono domande preparate dai nostri candidati. Rispondano bene, pigliano 40 punti, una unica risposta, ripigliati 20 punti. Dunque, avete preparata questa domanda qui, normalmente. E... Vabbè, ça arrive. Allora, te, canzone. Quoi Non, pas pour moi, les chansons. Moi, la danse, ça va, mais pas les chansons. Oui, oh, la danse, ça va. oui, oh là, ça va même très bien. Attenzione, volete, perché qui siamo capaci a far diventare là. Vi la remolo. La canzone, Femme de Pigalle. la canzone a Borgo di Tiama Dialesi è una datazione di una canzone di chi origina? Le titre, Borgo. c'est quoi Borgo. Borgo di Tiama Dialesi. Dunque, è Chanson una de quelle origine? d'origine Irlandaise. Non. Irlandaise. Irlandaise. Amérique du Sud. Russe. Amérique du Sud. Amérique du Russe. Sud. Russe. Russe, Amérique du Sud, j'en sais rien, moi. Elle a tout. Mais, Russe. va. Je voulais dire que c'est n'importe quoi. Maintenant, c'est même plus le public qui souffle. Ce sont les candidats entre eux. C'est C'est du grand n'importe quoi. Milite donc. Boris ou Ivan. La Russia, Risto Stavona. C'est les deux, merci. Maximilien. Vladimir. Vladimir. Poutine. Una canzone di rivoluzione russa chiamata L'Armée Blanche, Baron Noir, che parla della guerra civile degli anni 20 tra i comunisti, i rossi e i partigiani di re e bianchi. E i rossi e i bianchi, Naya, ci sono la La CA. Voilà. Ah oui, Elle est ça oui. là. Quoi Je connais mes classiques. On l'a déjà faite, celle-là. Eh oui, Elle est où? elle est là, c'est Lucie Bagui. Non, non, c'est pas moi. Ah, là, C'est là. pas moi. Non, Non. c'est pas une gamine. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Chi è un cognome francese di aprì una battaglia di Uborgo il 13 di dicembre di 1738? La Nostra Vittoria. Quel est le surnom de la première bataille du Uborgo, le 13 décembre 1738? C'est la bataille des... La Chaux-Punch. Ah, j'ai la toux, moi, je La sais. bataille des Vêpres. Oui, les vêpres doux. Corse. Corse. C'est bon, c'est bien. J'ai chacun pris vos points, c'est très bien. Risto Stavona. Ah, ben bien, déjà faire plein de ces squads. Allora, 140 punti, quantunque sei in testa, ti hai 80 punti. Bravi. Ah oui, c'est bon, on a perdu. Proviamo a giocare a Sciapacapo? Oui, oui. Allez, oui, pour oui, elle. allez, allez. Ouais. N'importe che c'è Bernard Antoine qui mi faccia il jingle. M'aide les deux. On compose. Sciapacapo, allora? Chap, chap, chapagab. Allez, Sciapacapo, ci la ritrova una personalità con 4 indizi, al primo indizio 60 punti, si hai un'idea. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. I wanna show you. Il primo indizio, Patrizia. Yeah. Allora, nata in 1897 in Parigi, non so mica corsa, ma l'isola è stata un amore. Ci sono giunta in 1924 e non l'ho più lasciata.
per via di un trabalho, ho sempre guardato in terra, ci sono tanti tesori. Elle est née en 1897 à Paris. Elle n'est pas corse. Cette île a été son un grand amour. Elle y est arrivée en 1924 et ne l'a plus quittée. Dorothy Carrington. Elle a toujours regardé le sol. Dorothy Carrington. 30 ans de présence. Est-ce que- Lily était Dorothy Carrington. Non, on est Michaela. On perd des points si on répond mal ou pas? Ah oui. Bon, alors Non. ça va. Ah oui. Ok, je vais dire quelque chose. Un altro indizio, faccio conta punti. Ah. A me storia principia con un ricuso, mamma un buliachi studiasse piante. Adiu quantunque ho imparato a botanica a Sorbona e mi sono affaccata in Corsica per rendere visita a mia sorella che si curava qui, forse, quei piante. Je sais pas. Oh, mais non. Mais des cônes. Alors sa mère ne Vous avez pas voulait pas qu'elle étudie les plantes. Ouais. Et à la Sorbonne, elle a pourtant appris la botanique. Elle est arrivée J'en sais ensuite en Mais pas Corse. qu'un. Mais pas qu'un. Vous pouvez retrouver sa sœur qui se soignait ici, peut-être avec des plantes. Non? Allez, un altro indizio, pas 40 punti. A Maobera Maiola, ho scritta in De Gianni, flora corsigana, iconografia. E un censo di sterpe endemiche di Corsica con un tavolo per ogni pianta. In 2008 hanno anche editato, ma fuori di Vizzavona, una spasidiata a mezzo a scoperte. Difficile, hein? Beh, si dipende se vi piacciono le piante o no. Elle a passé 10 ans à écrire son œuvre majeure, Flora Corsicana Iconographia. C'est un recensement des espèces endémiques de Corse en Corse. Faudrait qu'on la contacte pour voir si les saucissons poussent sur les arbres ou pas. Ah oui. Et on l'a mis qu'à trop. Hein. Ah, ça, Non sapete mica, non l'ha No. mai detta, ma forse la trovo. L'ultimo indizio, pas 30 pas sur les punti. arbres. A giornalista sa casata che è un scrittore di lingua inglese venuto in Corsica per cercare i vestigi di Napoleone. Elle si chiamava Joseph e io mi chiamo Marcel. Elle porte le même nom qu'un écrivain de langue anglaise venu en Corse au début du siècle sur les traces de Napoléon. Peut-être que Boswell. Il s'appelait Joseph et moi, Boswell. Marcel. Boswell. Marcel Boswell. Conosco mica di Marcel Boswell, Non? l'ha été mica. Bon. Et si vous dites Conrad, Marcel Conrad. Ah, Conrad. Ah, Ah, moi, pas du tout. Ça me dit Marcel rien du Conrad. tout. Oui. Joseph Conrad, l'auteur, et Marcel Conrad, qui Oui, était mais cette Marcel scientifique Conrad, qui ça a me dit rien étudié du tout. toutes les plantes en Corse. Et ouais, ça. Beh, Marcel Conrad è un'immensa botanista che è giunta qui a Bella Sorella, è stata qui, è stata innamorata di questo paese e ha studiato proprio tutte queste piante endemiche. Ci lega un'opera maior, un'opera da manta e per cui abbiamo ringraziato perché chi, così conosciamo anche di più il nostro patrimonio botanico per via di Marcel Conrad. Alors, 80 punti quantunque, bon, ça va, ça va. E il nostro sabientone di stasera, Bussadia Famiglia con 170 punti, bravo! Allez, rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogasa con le creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco. Bon, ça nous canta, ça nous va là, ça nous assai le cose, sono i nostri sabientoni di stasera. Abbiamo un'altra squadra di sabientoni, ben intesi. Bon. Forse, Bultaretti, non si sa mai, eh? Parchi mica, allez. Vi voglio ringraziare in tutti i casi. Ringrazio il pubblico che ha messo sabientone a me, Patrizia. Hanno fatto Bajabi, Hanno ça fatto va. Ha portato fortuna, è così che la si passa. Venite a giocare a sabientoni.u è detta, venite a giocare, da qui una stundetta. L'informazione non ta via, Stella, ci ritroveremo da qui a poco, allora, ciao.